Dottor Ioris, benvenuto con noi. Volevamo chiederle quali sono le regole d'oro per una gravidanza felice. La regola d'oro innanzitutto è uno stile di vita corretto. Gli stili di vita vanno attuati già in fase preconcezionale, quindi abbiamo messo gli 8 passi con il nostro progetto Genitori Più: eliminare il fumo, eliminare l'alcol e avere un buon indice di massa corporea prima di rimanere incinta, e soprattutto assumere l'acido folico. L'acido folico riduce del 70% i difetti da spina bifida, del tubo neurale e delle cardiopatie. Non è difficile raggiungere questo risultato, soprattutto se si interviene prima in fase preconcezionale. Quindi ottimi comportamenti da attuare sia nel periodo preconcezionale sia durante la gravidanza. Esatto, i comportamenti devono essere simili. Poi durante la gravidanza bisogna anche stare attente all'infezione più frequente, che è quella da toxoplasmosi, perché la maggior parte della popolazione è recettiva alla toxoplasmosi, quindi bisogna stare attenti alle carni poco cotte, verdure lavate male, lavarle sempre con la mucchina diluita al 5%, e gli insaccati, che sono fonte di questo protozoo, e l'infezione orofecale. Ormai si diventa mamma in età sempre più avanzata. Quali sono i consigli che può dare? La società è cambiata, noi ci dobbiamo adattare semplicemente a questo nuovo target. La popolazione non fa più i figli tra i 20 e i 30 anni, ma li fa tra i 30 e i 39 anni. Ormai è il 65% delle donne, delle nostre mamme, hanno un'età che va dai 30 ai 39 anni. Quindi la fertilità in realtà si riduce più avanza l'età della donna. E quando uno riesce ad avere le possibilità, perché ci sono molti fattori che hanno influenzato il calo della denatalità in Italia, quando si riesce ad affrontare la gravidanza bisogna intanto, come dicevamo prima, gli stili di vita, eventualmente sottoporsi agli esami del sangue, anche questi in fase preconcezionale, durante la gravidanza affidarsi ai nostri servizi pubblici, che riescono a tutelare in modo accurato questo problema emergente dell'età materna avanzata in cui si affronta la gravidanza. È di questi giorni la notizia purtroppo che una signora di 38 anni si è tolta la vita con un bambino di 11 mesi. La depressione postpartum è una brutta bestia. Sì, la depressione è un evento assolutamente sottovalutato, però è stato inserito nei nuovi livelli essenziali di assistenza dal 12 gennaio, e c'è stata una svolta che è passata forse un po' troppo sotto traccia, ma in realtà nei livelli essenziali di assistenza per la prima volta è stata inserita la figura dello psicologo. La norma recita dicendo: qualora il ginecologo identifichi un disagio psicologico durante le visite, durante i corsi preparto, durante i ricoveri, di fornire gratuitamente, perché il problema è la gratuità anche degli accessi, fornire gratuitamente un supporto psicologico. Poi pensi che quando una donna partorisce, questo calo degli ormoni è così importante che circa la metà delle donne sono potenziali pazienti che soffrono di depressione. Se questa donna è inserita in un contesto sociale molto forte, quindi con un marito, una famiglia, i genitori, questa depressione riesce ad essere governata. Ma la maggior parte di noi siamo abbandonati, non ci sono più queste famiglie patriarcali, e questo fa sì che nell'arco dell'anno la depressione postpartum è causa del 50% degli eventi avversi. Cioè abbiamo 14, la mortalità materna è 14 su 100.000 a un anno dal parto, e questo numero terribile è il 7 su 100.000 è dato dalla depressione, cioè il 50%. Però l'ULSS 6 Ugane è all'avanguardia nella presa in carico delle donne in gravidanza e delle neomamme. Sì, abbiamo già attivato questo servizio psicologico, abbiamo un territorio che a matrice cerca di governare questo tipo di patologia con l'ospedale, stando molto attenti. Devo ammettere che anche i professionisti oggi sono molto più attenti a questi risvolti di depressione, perché la depressione è insita nelle pazienti soprattutto dopo il parto. Chi non è depresso? Anche un padre è un po' depresso quando arriva un bambino a casa, solo che la felicità si governa, e la depressione si governa nei contesti. Queste giovani coppie sono di solito isolati da un tessuto, quindi a quel punto lì entra in gioco i servizi sanitari regionali, la nostra uso, i nostri psicologi.